Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con veloce Earthquake alla corda, al largo provano a partire forte sia Eubuleo che All About Me, i numeri larghi, il 5 e il 10, Eubuleo che insiste, Valpicetto Jet prova a contenerlo, Eubuleo però sta passando 14, al termine della prima Bernabé B, curva, squalificato. punta in avanti All About Me, 200 in 14 e mezzo, Eubuleo che ha respinto il primo tentativo di All About Me, che insiste poi alla fine ottiene anche il via libera. Vogliono esagerare troppo presto e così All About Me passa nei confronti di Eubuleo, poi Valpicetto Jet, i tre più attesi dello start sono subito lì, poi Earthquake con accanto Verdon VF, ancora allo steccato a Steccadimar con accanto Bella May Sun, poi Zero Gravity, addirittura 43-3 i primi 600 metri di gara da parte di All About Me, che l'ha presa bella allegra una volta sfilato su Eubuleo. Valpicetto Jet è sempre terzo in corda, risale invece Verdon VF, la retta di l'andata è in 15,2 che vuol dire 58,5 per i primi 800 di gara. Si viaggia sul piede dell'1,13, Verdon VF fa fatica ad arrivare accanto ai primi perché si va davvero a tutta con All About Me che prosegue in vantaggio, 1,13,7 i primi 1000 di gara, sempre secondo Eubuleo avanti a Valpicetto Jet, di fuori Verdon VF, Bella May Sun, in terza pariglia c'è Africa Jet che si trascina Darwin Wise L e quindi ancora Expude i Greppi. In coda c'è Geronimus Turgot, 1,28,8 i primi 1200 metri della testa, a 700 dal palo. All About Me continua ad andare via di Bella, sempre nella sua scia Eubuleo, di fuori rimane Verdon VF coraggiosamente portandosi in scia Bella May Sun, poi si mette in moto Africa Jet, crolla Valpicetto Jet, All About Me allarga e di molto e allora viene infilato di dentro da Eubuleo che passa a condurre a 400 dalla conclusione, 15,1 la retta di là, insiste al largo di tutti Africa Jet, guadagna invece per le vie brevi Darwin Wise L che VP ha portato di dentro, ha trovato un'autostrada e si trova a diretto contatto del leader, i due di Congiu all'ingresso dell'addirittura d'arrivo con Eubuleo in vantaggio, prova a scattargli addosso Darwin Wise, ancora Expude i Greppi, insiste Darwin Wise L che passa nei confronti di Eubuleo, Darwin Wise L vince su Eubuleo, al terzo posto finisce a bomba Geronimo Sturgot. 1,15,1 il doppio chilometro vinto da Darwin Wise L, VP dell'Annunziata per Battista Congi, colore della scuderia Don Peppe. Vengono a giustiziare sul palo l'altro della scuderia di Battista Congiu, ovvero Eubuleo. Vince Darwin Wise il 9, al secondo il 5 di Eubuleo, c'è il giallo della giuria, al terzo il 12 di Geronimo Sturgosso che è nelle immagini per Quartè Quintè, il 4 e poi c'è foto tra il 6 e l'11 per il quinto.